Ed ora parliamo di trasporti, o meglio di tagli ai trasporti che iniziano a farsi sentire. Infatti il 2 maggio scatterà la rivoluzione lungo la linea bus ACTV Treviso, Mestre, Venezia. I pendolari sono in rivolta. I tagli imposti dalla CTV hanno costretto l'azienda a riorganizzare alcuni percorsi e lunedì 2 maggio infatti scatterà la rivoluzione lungo la linea Treviso-Mestre-Venezia, la storica linea 8 che non arriverà più a Treviso, alla stazione in lungo Sile Mattei, ma si fermerà alla stazione ferroviaria di Preganziol. I più penalizzati saranno i pendolari che vivono fra Treviso, Frescada e Preganziol e mentre loro sono in rivolta la provincia risponde così. Nell'ambito delle tagli che ci sono stati imposti dalla Regione, noi abbiamo fatto un piano di razionalizzazione. Nel caso di questa linea è previsto solo con l'esclusione dei trasporti per gli studenti, quelli per i pendolari al mattino e al pomeriggio, e solo percorsi con meno di 5 utenti, è previsto di far capolinea a Preganziol, ma in realtà le due aziende, ACTV e ACTT, stanno lavorando, oltre ad avere l'integrazione del biglietto unico che è stata raggiunta, per vedere che alternativamente la corsa non venga a fermarsi a Preganziol, ma possa, una volta il mezzo CTV, una volta il mezzo CTT, completare la corsa da Mestre a Treviso e da Treviso a Mestre. Questo è uno dei pochi elementi di criticità di una manovra complessiva che ha visto nessun aumento tariffario e un taglio dell'11,4%, quindi per la provincia sono 4 milioni di euro per il contratto extraurbano, fatto tutta come manovra nel recuperare le cosiddette corse tecniche, con un aumento complessivo delle corse, ovviamente non negli stessi orari, non con gli stessi servizi, ma siamo l'unica provincia da questo punto di vista che è riuscita a fare un'operazione di questo tipo.